Ancora giovanissimi, protagonisti di episodi di cronaca nera, devono rispondere di furto aggravato in concorso un 14enne e due quindicenni dell'Alta Padovana che lo scorso 10 febbraio sfondarono a calci e spallate la porta d'ingresso dell'ufficio del distributore di carburanti gestito dalla famiglia Toniato di Tombolo, a due passi dal centro del paese. Una volta dentro forzarono il registratore di cassa e arraffarono 375 euro, tutto a volto scoperto, tanto i carabinieri, visionando successivamente le telecamere della videosorveglianza, li hanno identificati e raggiunti. Nelle loro abitazioni hanno rinvenuto gli stessi vestiti usati per il colpo e per i tre è scattata la denuncia. Proprio il fatto che si tratti di minori, ancora una volta pronti a tutto, fa riflettere. Sicuramente la giovane età di questi ragazzi fa capire che la consapevolezza delle proprie azioni non è sicuramente un elemento sul quale i tre avevano riflettuto. A tal proposito rivolgiamo un ulteriore invito, che è quello rivolto ai ragazzi più giovani, di comportarsi sempre bene, perché un errore commesso in giovane età, poiché verranno sicuramente poi individuati, denunciati o arrestati, potrebbe compromettere poi il loro futuro. Un messaggio che viene lanciato ai giovani, un messaggio che però deve essere lanciato anche alle famiglie, ai genitori. Sicuramente l'ambito familiare è fondamentale per la tenuta del comportamento dei giovanissimi. Erano già volti noti da voi? Uno di questi ragazzi aveva alcune vicende pregresse, mentre gli altri assolutamente incensurati. Purtroppo non è la prima volta che il distributore di via Vittorio Veneto viene preso di mira da ladri, vandali o sbandati. Negli ultimi 3 anni questa è la 14ª volta che il distributore Esso in pieno centro a Tombolo viene preso di mira da malviventi. Soltanto, ci diceva la titolare, lo scorso 26 dicembre, quindi il giorno di Santo Stefano, avevano dato fuoco a una delle pompe di benzina e solamente il tempestivo intervento dei vigili del fuoco aveva davvero evitato che si verificasse una tragedia.